Francesco Bellomo, indagato dalla Procura di Roma per l'ipotesi di reato di sostituzione di persona, ha rassegnato le dimissioni da direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento. Una vicenda personale tutta da verificare. Delle indagini si sta occupando la Guardia di Finanza della Capitale. La comunicazione ufficiale delle dimissioni è arrivata nel pomeriggio di martedì 27 maggio, tramite una lettera indirizzata al Presidente e al Consiglio di amministrazione della Fondazione, in cui Bellomo parla di sgomento e sorpresa per la notizia appresa dalla stampa nazionale. Per rispetto profondo nei confronti dell'istituzione culturale nella quale ho investito la mia professionalità, il mio tempo e, soprattutto, la mia passione, scrive Bellomo, comunico di rimettere, con effetto immediato, il mandato di direttore artistico. Bellomo sottolinea di non aver ricevuto, al momento, alcuna comunicazione ufficiale da parte della magistratura sui fatti riportati nell'articolo e definisce la propria scelta dolorosa ma consapevole, presa con l'unico obiettivo di tutelare l'immagine del Teatro Pirandello e della città di Agrigento, proprio nell'anno in cui è capitale della cultura. Confido che venga fatta piena luce sui fatti, aggiunge, affinché la verità fattuale emerga senza lasciare spazio ad equivoci che possano offuscare anni di dedizione, lavoro e servizio al teatro e alla cultura. La Fondazione Teatro Pirandello ha preso atto della rimessione del mandato e si prepara a traghettare la programmazione culturale già avviata verso la stagione estiva e gli appuntamenti centrali del cartellone 2025. Apprezziamo il gesto di Francesco Bellomo che, pur essendo la vicenda odierna estranea all'attività culturale della Fondazione, si legge in una nota della Fondazione, ha scelto di rimettere il proprio mandato di direttore artistico per tutelare l'immagine del Teatro Pirandello, oggi oggetto di inappropriati accostamenti mediatici. Confidando che saprà fare chiarezza nelle sedi opportune, riteniamo doveroso ringraziarlo per il lavoro svolto e, soprattutto, per la responsabilità dimostrata con questa decisione, evidentemente motivata dalla volontà di preservare il buon nome dell'istituzione.